stiamo mangiando. Ci sono quelli là vicino a noi, cioè qua via, quella via sul colle lì, che parlano, non stanno mica a star zitti, Questa distesa che vedete, questi prati misti a roccia, praticamente questo è un sito archeologico, si chiama Mondeval, e dove hanno trovato l'omino della preistoria, che si può vedere a Selva di Cadore nel museo, oppure c'è una coppia a San Vito di Cadore, non so dove, non chiedetemelo, ma ce n'è una coppia. Adesso noi stiamo percorrendo questo sentiero che va al lago, ecco, perché abbiamo deciso di non fare il giro lungo. Mi ha abbandonata. Mi ha abbandonata e devo fare tutto questo pezzo, devo mettere via il telefono, dobbiamo arrivare su quel sentierino lì. E comunque dai, Mondeval è la prima volta che vedo questo posto e boh, è strano, è molto particolare. Comunque dai, noi eravamo lassù, a scendere si fa sempre presto e a salire è il problema. Bisogna scendere e arrivare laggiù dove ci sono quegli omini. Ciao! Quella è la forcella che dovevamo fare, ma bisognava scendere, risalire per poi riscendere, e quindi è ancora meglio stare qui sopra questo burrone. Vediamo la gente passare sulla stradina e comunque si vede Cortina d'Ampezzo anche da qui. Quindi alla fine abbiamo fatto bene a non fare tutto il giro. Questo è il becco di mezzodì. Non è mezzogiorno però. Non è mezzogiorno, ma il becco di mezzodì. Noi siamo scesi da lassù, non so come abbiamo fatto, è tutto ghiaione, è tutto un casino e parecchio rischioso, devo dire. Ho tolto la fascia alla testa finalmente, mi sono appena spogliata perché fa davvero caldo, ma sono tutta sudata, solo che la canottiera ce l'ho sotto tutto. Abbiamo deciso di fermarci qua, di scendere dal sentiero, diciamo, perché volevo far volare il drone e quindi questo mi sembrava il posto più giusto, diciamo, per non disturbare. Mi bevo un po' d'acqua e vi lascio alle riprese del drone. Stiamo lasciando questo bel posto. Sembra una giornata d'estate. Salutate anche voi il sole perché tra un po' non ci sarà più. Che bel ponticello! Ecco, salutiamo questa valle bellissima. E mi hanno anche filmata mentre stavo facendo volare il drone. No, hanno filmato il drone in realtà, mi sa. Vabbè, comunque dai, andiamo su di qua e andiamo al rifugio. Ecco, Socol, Chiapuzza, Pian della Baita. Ah, questo si chiama Pian della Baita. Ah, sì, effettivamente.
Comunque questo è il lago che viene chiamato anche lago da lago. Ecco, un'informazione così che ho letto. E è bruttino adesso, però secondo me dalla via dove stiamo andando viene fuori una bella foto guardando verso il rifugio che è dietro di noi. Infatti qui sta già fotografando. Ah vabbè, col telefono. Niente. Adesso ci aspetta credo 1 ora e mezza di camminata per arrivare alla macchina. Credo, non lo so. Lo scopriremo solo andando giù. E a parte che siamo andati molto a caso, nel senso non abbiamo badato tanto agli orari oggi, ci siamo fermati tantissimo a pranzo perché comunque sapevamo che sarebbe stata una giornata bella, quindi siamo andati molto tranquillamente, senza impegni, senza orari, senza niente. È proprio sporchetto questo lago, eh. Ah, che bello! Andiamo a vedere? Ebbene sì, siamo di nuovo qui al Cason de Formin. Eh sì, siamo di nuovo qua. Adesso abbiamo deciso di fare il sentiero diverso per scendere, perché probabilmente noi oggi, non so se ve l'avevo detto, in caso cancellerò, probabilmente noi oggi abbiamo fatto più strada del previsto. E comunque ci lasciamo alle spalle questo bellissimo posto. Mi ero bagnata un attimo le mani perché ce le ho gonfie, parecchio gonfie. Avete visto che bello questo ponticello? Wow! Sentiero veramente bello, però un piccolo appunto: questo ponte qua diventa pericoloso col bagnato. È pericoloso già così, si rischia di scivolare. Prima di dimenticarmi, il sentiero che noi stiamo facendo per scendere è il 437, mentre per salire abbiamo fatto il 434. Quindi abbiamo cambiato proprio totalmente. Vabbè, comunque chissà quanta strada dovremmo fare per arrivare alla macchina. Altro ponte. E forse ce n'è un altro. Però non so, staremo a vedere. Ecco l'altro ponte. Sono 3 ponti praticamente. Eccoci. Se si sale. E qua su c'è la strada, c'è il parcheggio e boh, dopo vi aggiorno. Aggiornamento degli aggiornamenti. Stamattina a mezzogiorno e qualcosa eravamo lassù. Quella è la Forcella de Formin. Ecco, vi dico solo questo. E sì, ci stiamo facendo il giau a piedi perché la macchina è in giù, ma tanto in giù. E non pensavamo fosse così distante. Vabbè. Dopo vi aggiorno. Quando arriveremo alla macchina vi dirò che ora sarà. Perché stiamo girando dalle 8 di stamattina. Io ho una fame che mangerei tipo tutto il bosco. No, tutto il bosco è esagerato, ma insomma dovrebbe essere qua giù la macchina. Lo stiamo continuando a dire
non so quanti chilometri sull'asfalto. L'ho vista, non ci posso credere, dopo 14 chilometri. Le vedete? Vedete quelle macchine? Ecco, non ci credo. Ci siamo, ore 17:12. Ce l'abbiamo fatta e ci lasciamo alle spalle questo tramonto che non si vede più niente ormai. Bene, basta. Spero di aver fatto un video decente. Lasciate tanti like per l'impegno, per la fatica che abbiamo fatto, perché davvero non mi aspettavo un sentiero del genere a salire. Ecco, o me lo aspettavo, ma non così lungo. Ecco. Per il resto vi ringrazio per essere stati qua. Adesso mi bevo il tè caldo, mangio un po' di panino con l'affettato. Iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Instagram. Alla prossima, ciao! Vi ringrazio per essere stati qua con me, ma mi raccomando, continuate a seguirmi perché arriverà un altro video escursione. Alla prossima, ciao!